Il complesso Marasorighe, forse in origine un protonuraghe, presenta un bastione dal profilo trilobato costituito da 3 torri secondarie a circondare quello che era l'impianto arcaico con il mastio centrale. L'elemento che costituisce l'impianto è la trachite della zona e viene resa in conci con la faccia vista subrettangolare. L'ingresso al bastione si apre nel lato leggermente concavo che volge a sud-est e si presenta coperto da un architrave sormontato da una finestrella di scarico. L'ingresso risulta, a parte un tratto aperto, coperto da piatabande e conduce attraverso un percorso curvilineo alla torre est. Questa torre residua senza volta e sistemata a destra dell'ingresso riporta una feritoia verso l'esterno, mentre a sinistra si può osservare una nicchia e oltre questa un corridoio che si inoltra nel complesso. Il tratto aperto del corridoio d'ingresso presenta sulla sinistra una sorta di piattaforma e da questa si dipartono, sulla destra una rampa che sale sul bastione, frontalmente l'ingresso architravato per il mastio centrale, mentre sulla sinistra 6 massi sistemati a gradini per salire sempre sul bastione. Osservando l'ingresso al mastio centrale, questo risulta appena curvilineo ma ingombro di crollo e quindi inesplorabile. La visione dall'alto ci mostra che la torre sud-ovest è coperta da crolli e vegetazione, mentre proprio a causa di una pianta che sovrasta il mastio si rende difficile anche la lettura nella torre nord-ovest. Il lato orientale ci mostra che la struttura è appoggiata alla roccia affiorante e da questa verso sud-est parte un antemurale di notevole potenza. Uno sguardo all'intorno, specialmente condotto sul versante nord-orientale, ci rivela la presenza di un discreto insediamento.